Il pesce azzurro è un pesce di grandi qualità, può essere definito un pesce povero, ma povero per un discorso non solo, cioè non di nutrienti sicuramente, ma perché dà la possibilità di essere alla portata di tutte le tavole. E dal punto di vista nutrizionale invece è ricco in nutrienti di alto valore nutrizionale, abbiamo le proteine che sono di alto valore biologico, contengono tutti gli amminoacidi essenziali, quegli amminoacidi che devono essere introdotti necessariamente con la dieta. Poi contiene gli omega 3, che sono elementi fondamentali, in maniera particolare EPA e DHA, anche questi definiti essenziali, perché possono essere soltanto ed esclusivamente inseriti con la dieta. Ha un ottimo pattern di sali minerali, contiene il potassio, il magnesio, poi contiene il calcio, lo iodio che serve per il funzionamento della tiroide e inoltre contiene anche un buon apporto di vitamina D. La vitamina D è particolarmente cospicua in questi tipi di pesce perché si lega al grasso. Questi, essendo pesci molto grassi, aiutano a legare la vitamina D e quindi ad averlo come nutriente. Ovviamente tutto dipende sempre dalla modalità di cottura. Per il pesce povero io do proprio un consiglio nutrizionale da nutrizionista che mi porto dietro da quando ho iniziato questo percorso e che tuttora ancora oggi il professore Fidanza, che vanta di avere 93 anni di studio, essendo una persona ancora tra noi, sostiene, e si può verificare, che facendo il pesce con una buona panatura e immerso in olio di oliva riesce a mantenere tutte le qualità nutrizionali, compresa proprio quella della vitamina D, che non viene assolutamente alterata. Quindi è un pesce che, diciamo, dal punto di vista nutrizionale è completo.